Volevo invitare Don Vincenzo Salerno a salire. È un esperto, mi verrebbe da dire, di comunità, perché la sua esperienza è legata alla creazione veramente di alcuni progetti importanti, magari dopo lui ce ne racconterà. Don Vincenzo, tu vuoi rimanere seduto, vuoi girare? Tu giri, ok, puoi stare seduta qua, tranquilla. Adesso chiamo Daniele, ti metto lo scotch sui piedi e sei a posto. Con la mi avete fatto un po' paura perché sono abituato, non mangiate. Allora, Cristina ha fatto un intervento. Poi mi avete fregato in un altro modo, perché io pensavo agli scout, ho sempre in mente quando ero piccolo, facevo i cartelloni eccetera, ho portato via i pennarelli e adesso fate il PowerPoint, siete nell'era tecnologica, mi avete fregato, adesso vi beccate tutto, dovete prendere appunti. Allora, come incominciare sul discorso della comunità? Allora, il problema grosso secondo me nasce da questo, cioè almeno vi propongo che sia questo. Allora, lo sapete quel tale che, no, parto da quello che hai detto, le ultime due cose che hai detto, perché quel tale che va, torna a casa e dice siamo in crisi economica, tremendo cara, bisogna assolutamente che facciamo qualcosa, guarda, fanno tutti da spendere review, tagli eccetera, noi in casa cosa possiamo fare? Ecco, per esempio tu puoi cominciare a imparare a cucinare, così tu fai da mangiare e licenziamo il cuoco, la moglie pensa e dice oh bravo, e dice allora tu impari a fare l'amore, io licenzio anche il giardiniere. Adesso però mi dite, spero non ci siano sacerdoti in sala, se no perde subito e dietro non ha sentito, mi recuperi per provare il pennarello, grazie. Adesso però mi dite perché avete riso, cioè perché la battuta fa ridere? Ne avevo una di più sporca, per cui dopo al bar ci raccontiamo tutto il resto, ma entro il 2022 riuscite a dirmi perché avete riso, secondo voi? Cos'è che fa ridere della barzelletta? Il senso. Il senso cosa vuol dire? Capire il legame tra i soggetti. Ecco. Dare senso alla cosa. C'è qualcuno che mi spiega questa frase così impegnativa? E io scherzo, dopo. Il gioco di ruoli, cioè cosa vuol dire? Cosa fa ridere della barzelletta? Di più il marito, secondo la moglie. Allora, vai. Ecco, la presenza di ipocrisia che viene svelata dal Guzzo. Adesso vado a fare solo 40 minuti, quindi il problema grosso oggi è esattamente il tracciato che è molto utile che ha fatto Cristina è questo, no? Noi viviamo in una Cristiana, scusa, noi viviamo in una cultura, si direbbe, dove intanto è successo qualcosa, ok? Cioè intanto che c'era lo scontro, intanto è successo qualcosa. E siamo, se dovessi dirvelo in un modo, ve lo direi così. Anche per esempio c'è gente con i capelli bianchi o senza capelli, c'è gente invece giovanissima, quindi va molto bene, ma è molto difficile parlarci, perché tante volte quello che sperimentiamo quando facciamo comunità, dialogo tra le... perché intanto è successo qualcosa di molto importante, è successo qualcosa di talmente importante, lo sappiamo tutti, però facciamo fatica a farci i conti. Adesso mi spiego. Se io vi chiedessi una domanda così, secondo voi nelle nostre relazioni civili, ecclesiastiche, lavorative, come stiamo a fiducia, secondo voi?
Voce alta e coraggiosa. Secondo voi come stiamo? Dipende dall'ambito. Non fate completare me. Chi si assume la parola assume la responsabilità davanti a fare la conferenza. Vai. Ambiti in cui si apre fiducia delle persone con cui e ambiti diversi. Altre considerazioni? Dice che è un cardine dello scautismo la fiducia, no? Si dà finché si cerca di instaurare un rapporto di fiducia. Invece io ho fatto un'altra domanda e ho detto, nel nostro vivere normale, come stiamo a fiducia? No, come la stiamo vivendo un po' tutti, a casa, scout e non scout, quando andiamo sul lavoro, quando andiamo a scuola, quando ci mettiamo insieme tra amoroso e morosa, come sia? Bassa, bassissima, dai. Bassa. Prova. Lui ha la barba lunga, Le so tutte. ne sai tutte. Dai, non è vero. Adesso Non è vero. non è vera, No, è in prova. Cioè, è in prova, dice. è un po' in prova, ma se io penso ai miei figli, ok, se non uso la fiducia, cioè il stare in camera non modo più, cioè devo averla, non posso dire non esiste, una gese. Ecco. Allora, siccome ripeto poco, adesso ve la lascio lì come domanda, ok? Questa è una domanda, a mio parere, più ci ragiono con i ragazzi, con le persone, il mondo del lavoro, l'organizzazione, eccetera, più mi rendo conto che questa faccenda è necessaria, ineliminabile, eppure la stiamo soffrendo molto. Pensate cosa dice per esempio i grandi che studiano i nostri rapporti, Bauman, lo leggete tutti perché sennò non si vale niente, no? Perché lo dicono tutti. Quando poi guardiamo adesso società liquida, società del rischio, l'economia liberale che si mangia i nostri rapporti, i modi di impostare i contratti, quanta fatica si fa a trovare un tempo indeterminato e cos'è il segnale, ti dicono gli economisti, ti dicono perché manca appunto la fiducia sul mercato, la fiducia eccetera eccetera. Provate a parlare con qualunque ragazzo, provate a chiedergli quanti amici hai, fategli la domanda al di là di Facebook, mi piace, provate a chiederglielo, amico, ti amo, provate a chiedere ai ragazzi quanto se lo dicono e potrete andare avanti per un bel po'. Cioè, le parole stanno diventando molto serie quando si tratta della fiducia, perché è una roba talmente fondamentale nell'esperienza nostra, però è talmente in sofferenza per una serie di... Intanto è successo qualcosa. Tu lo dicevi bene, eh? Perché le cose che dice lei sono un eco, ma se tu la parli con i ragazzi che educhiamo, questa faccenda è una conquista. La fiducia, ecco, per una serie di ragioni che non ho il tempo purtroppo qui per spiegarvi che cosa penso io del percorso che negli ultimi 40 anni abbiamo fatto, per esempio qua in Veneto, Schio Faroseo, cioè quanto è cambiata il modo di stare. Andate a vedere Paolini, no, il bestiario veneto, come descrive esattamente la caduta della fiducia o comunque una certa sofferenza e un problema nell'instaurare, un problema che più di altri tempi c'è. Perché? Perché per la prima volta nella storia viene detto ai ragazzi, viene insegnato come un valore, no? Che il soggetto è importante. La soggettività, il soggettivismo, adesso faccio discorsi difficili, poi cercherò di semplificarli, ma quando si parla di comunità oggi ne si fa una questione di lavoro, cioè la comunità è difficile da ottenere come risultato, c'è una cosa che se uno la desidera, no? Bisogna che ci lavori sodo per ottenerla. Una volta negli anni 80, diresti te, c'erano le comunicazioni scuola-famiglia nel libretto personale dei ragazzi. Adesso i ragazzi neanche si preoccupano di portare il libretto personale a casa. Giusto o no? Sbaglio?
Comunicazione perché? C'è una bella vignetta, se io avessi potuto disegnarvela, dove c'era un insegnante dietro alla scrivania, padre e madre che mostrano il libretto personale e dicono: come lo giustifichi questo al bambino, no? Il voto brutto. E nella nostra epoca invece papà, mamma e bambino da questa parte, il libretto personale verso l'insegnante, e dice: come lo giustifichi questo? Perché intanto è successo qualcosa e noi dobbiamo imparare a prendere sul serio, altrimenti tante cose nella fatica che dicevi te, a mio parere, si capiscono poco. La crisi che stiamo vivendo, dice qualcuno, non è la crisi economica. Sentite l'ultimo esempio. Magari c'è tra di voi qualcuno che studia economia e commercio e può magari eventualmente dirmi qualcosa, ma la crisi economica sapete quando è iniziata, no? 2009, speculazione, giusto? Sì o no? Siete andati a vedere The Wolf of Wall Street, bel film, no? Il denaro non dorme mai e altre cose del genere. Cosa vuol dire che la crisi economica è di origine speculativa? Che qualcuno ci ha mandato su. Cioè, possiamo usare i termini grandi, no? Però è crollata la fiducia, no? Perché c'è che qualcuno ha fatto vedere che le cose c'erano, ma non c'erano, per esempio dei fondi, e dall'altra parte qualcuno ha detto non c'è e invece c'erano, e c'erano altre cose. Speculare vuol dire far vedere lo specchietto per allodole. Speculare. La fiducia, o per i ragazzi, quanti sono i ragazzi che oggi ti portano quando parli con loro, no? Nelle confidenze? Qual è la cosa che senti di più, no? Senti che devono in qualche modo arrangiarsi in tantissime cose, anche con gli amici. Ecco, a me pare che questa faccenda vada presa sul serio quando pensiamo per esempio anche alla comunità. La comunità è un lavoro molto molto faticoso. Se sei papà o mamma e tuo figlio va a scuola, se vuoi creare comunità educativa devi pensarti insieme con gli insegnanti, perché tra l'altro loro ce l'hanno 5-8 ore al giorno e tu no. E se noi abbiamo che ognuno ha i suoi valori, i suoi interessi, bisogna che in qualche modo il genitore preveda del tempo per andare a parlarci insieme ai docenti, perché altrimenti non si crea l'assonanza, la consonanza. Faccio degli esempi. Questo per me è un primo tratto. Quando poi invece veniamo dentro in comunità, spesso succede questo, no? Succede che invece diamo per forte, gli scout passano per essere ancora delle comunità molto identitarie. Voi avete un'identità molto solida, giusto? Ci avete anche il fazzolettone, giusto? A cosa serve il fazzolettone? A impiccarsi. Allora, parlando stamattina con uno che ha fatto a lungo balù, no? A Pordenone, no? A Pordenone 2, Don Fabrizio, gli dicevo: sai, vado a parlare con i capi, e dice: io sabato ho fatto un incontro con la cocca di Pordenone. E io dico: allora cosa gli diciamo? E mi dice: chiedigli perché usano il fazzolettone, chiedi perché usano le breghette corte o breghette lunghe, perché c'è qualcuno che ci discute, no? O sbaglio? Oppure, come mai portiamo il maglione blu o il maglione verde? Oppure, e ancora più in profondità, no? Perché questo è il secondo concetto. Poi ho promesso a Mauro che adesso faccio casino, poi metto in ordine le cose. Cioè, quello che sto cercando di dire, guardate che passo per essere molto rigoroso, quindi adesso vado a random, dopodiché tiro le fila e vedrete che ci sono alcune cose che sono fondamentali, almeno a mio parere, e che vi propongo per la costruzione di una comunità, no? Che stia in un tempo in cui intanto è successo tutto quello che hai detto e tu hai dato una testimonianza, ma bisogna metterla in ordine e trovare poi una forma adatta a quello che stiamo vivendo.
una forma per la comunità capi che in qualche modo assuma quella che chiamo la crisi antropologica. Vuol dire che i nostri ragazzi, forse anche molti capi giovani, stanno vivendo sulla loro pelle, c'è un modo diverso di pensare la persona. Noi siamo alla prima epoca storica in cui si è incoraggiati come valore a farsi gli affari propri. Siamo alla prima epoca, come un valore, quindi è sbagliato dire oggi che i giovani non hanno i valori. I valori che respirano sono valori di tipo individualista, si dice così. Cosa vuol dire? Che nel bene e nel male la persona è invitata a pensare innanzitutto alla realizzazione di sé come un valore importante. Il problema, Cristiana, è che la realizzazione della persona era un valore anche negli anni in cui hai detto tu, ma nel frattempo qualcosa è cambiato. Per esempio lei ha usato la parola fraternità, legame. Ecco, questo è evidente per molti di voi quando parlate con i giovani, i ragazzi, che questo è qualcosa di faticoso. Pensare, ecco, oggi si potrebbe dire che pensare che la propria felicità stia nella felicità o con la felicità dell'altro, ti direbbe qualcuno sì, ma Carlo Verdone ti direbbe sì, ma finché dura. L'amore è eterno, ma finché dura. Oppure, se volete, col manuale d'amore, no, vi ricordate il film? No, Scamarcio, grande la Bellucci, no? Ma il manuale d'amore dice, io sono innamorato perso da Bellucci, segretamente so che anche lei, però gli ho detto che causa di forza maggiore, non è corrisposto, sì, non la bado troppo, anche perché se poi vai dietro le donne, invece se la fai soffrire, no? Esatto. Ecco, manuale d'amore, cosa dice manuale d'amore? Manuale d'amore dice, e i ragazzi oggi lo sanno, parlano della loro vita amorosa come una storia che inizia a un apice, una sua crisi, una sua fine e si reinizia, no? La mia storia. Il tipo, la tipa, no? Sentite come il linguaggio attesta di esperienze, no? Sono visto con la tipa, cacchio, come si chiama? No? La tipa è il legame è una faccenda che andrebbe rivista bene in comunità capi, no? In un modo brutto vi direi, ma vale la pena vivere in comunità per i ragazzi oggi? Non è una faticaccia in un'epoca dove slegarsi, attenzione bene a quello che dico, slegarsi è un valore, quando stare insieme con te impedisce la realizzazione dei miei progetti di vita. Siete d'accordo che è un portato oggi culturale molto forte? Siete d'accordo o no? L'autorealizzazione. E quindi il problema di dire l'autorealizzazione si deve pensare per un ragazzo in che modo? Portare a pieno compimento le sue capacità, le sue doti. Quando il ragazzo immediatamente, il bimbo anzi, andate a farvi un giro all'asilo, vedete che arrivano, no? Questi ragazzini che sono spesso educati dai genitori a, no? Stare attento all'altro, no? Genitori a cui faccio la domanda gliela dico così: voi i vostri ragazzi, i vostri bimbi, li volete furbi o generosi? I vostri ragazzi li volete furbi o generosi? E lì parte un dibattito bellissimo tra i genitori, perché dicono: se li faccio troppo buoni poi vanno fuori e fanno la figura dei mancano le parole, dei fessi, capito? E dici: ma allora devo educarlo un po' a essere un po' scaltro, non farsi fregare. Sì, ma dall'essere scaltro al fregare la gente c'è un passaggio. Sì, vi dice, ma là fuori però è appunto, poi arriva Ligabue, no, e ti canta, là fuori è una giungla, no? E non è quella scout. Tra l'altro, prima dicevi, no? Le ragazzine non si identificano in mauli, no? Le ragazzine bisogna dire che si identificano nelle
questa è brutta, nelle scimmiette, no? No, sto scherzando, amo le donne, state tranquilli. Però, no, anche qua, come si fa per esempio a non accorgersi del valore grande della coeducazione, che è stata una conquista, fate così, eccetera, però in un'epoca nella quale, ecco, per esempio, intanto è successo qualcosa, cioè, per esempio, non c'è soltanto il maschio e la femmina, ma c'è 5 generi, li avete nella giungla. Perché questo è un problema. No, attenzione, nella battuta c'è che bisogna pensare. C'è il fazzolettone che molti si dicono lo porto per impiccarmi. C'è che no, le nostre pratiche, sarà il secondo grande concetto. Il primo è c'è una crisi antropologica profonda, crisi antropologica ed etica e quindi educativa. Tenete in mente la parola AP, antropologia, pedagogia, etica. Che le comunità capi possano ridiventare significativamente, in maniera profonda, dei luoghi di meditazione filosofica forte, perché le sfide educative alle quali siamo chiamati, io faccio l'educatore per primo, lavoro con ragazzi difficili, no? Eppure se non tengo presente che c'è ape in gioco, antropologia, le grosse questioni, no? Che l'uomo, no? Cosa fa? E non è una questione da prete, anzi il bello del movimento scout è che è, come dire, un appeal molto laico, tra virgolette, nel senso buono della parola, il che vuol dire che c'è uno spazio religioso infinito, questione di Dio. Noi viviamo, lo dico ai preti, per prendere sul serio il fatto, per esempio, che accanto alla società liquida, accanto alla società dell'autodeterminazione e dell'autorealizzazione, con chi fa da grande la psicologia dell'autorealizzazione in particolare, non la spiritualità, ma abbiamo il problema che Dio è morto. Vi è giunta notizia? O siete in periferia? Non arrivano da voi le notizie. Noi siamo in un'epoca in cui Dio è morto, lo ha detto Nietzsche, ma è una cosa che non è una teoria, diceva lui, raccontava una metafora, no? Oggi la gente spontaneamente vive pratiche non di preghiera, di altruismo, di vicinanza al cimitero, non le vive spontaneamente. E dice Nietzsche, c'è un modo di essere atei imbecille, lui lo diceva, io sono il più grande ateo della storia, diceva Nietzsche, perché ci sono gli atei imbecilli, sono quelli che non si sono accorti di che cosa abbiamo fatto una cosa orribile, tremenda, abbiamo ucciso Dio. Si sente anche la puzza, ecco, del suo cadavere in decomposizione, dice in quell'aforismo della Gaia Scienza. Cioè vuol dire prendere sul serio il processo della secolarizzazione, non vuol dire che la gente non va più in chiesa. Stamattina eravate tantissimi. Non vuol dire che c'è stato il divorzio tra trono e altare, no? I sindaci non vanno più a baciare la mano al parroco. Il problema della secolarizzazione, dice Charles Taylor, un filosofo molto amico di Benedetto XVI, ha scritto l'età secolare, molto bello, dice il problema è che la bomba al napalm è scoppiata, sapete come fa la bomba al napalm, no? Pulisce bene, è scoppiata nelle coscienze. Noi abbiamo il compito straordinario, impegnativo, bellissimo, lo dirò tra poco, di rimettere in qualche modo all'attenzione con tante cose l'esperienza di Dio, perché le persone molte volte arrivano in oratorio, arrivano nei vostri gruppi e non è che sanno che cos'è un segno della croce, che cos'è il dare la vita per gli altri. Perché? Mica perché sono cattivi, anche, siamo tutti peccatori, ma perché in qualche modo l'esperienza di Dio per tutta una serie di ragioni è andata. Allora dicevo, le comunità capi che semplicemente fanno, come dire, una meditazione non profonda su queste questioni si trovano male, perché non capiscono i giovani capi che arrivano, come mai è così faticoso e poi molti capi se ne vanno, perché hanno altre cose, il che è legittimo, ma ho paura che non sia solo una faccenda di questo tipo. Tu l'hai accennato en passant, velocissimamente,
Io ho paura che non sia di questo tipo. Il problema è che il servizio, la fraternità, cioè la costruzione del legame non va più da sé, è faticoso. E quindi dovete, ecco la domanda porno è: ma perché affaticarsi per la vita comunitaria? Ma perché è meglio? Io quando ai ragazzi dico, ma tu per esempio, attenzione come io vi inviterei al pensiero su questo, direi, ma voi vivete meglio in un'amicizia, in un rapporto, non in un'amicizia, in un rapporto al lavoro, a scuola, dove c'è la fiducia o dove non c'è? Dove? Dove ci si tratta lealmente o dove non ci si tratta lealmente? Secondo voi? Scusate? Questa è una cosa, un pensierino che prendo da un economista austriaco, che sembrano delle cacchiate. Sono invece delle cose fondamentali, perché adesso la domanda, vi ripeto, è: e noi abbiamo delle pratiche di vita conseguenti al desiderio di avere ambienti di questo tipo? Cioè noi quando siamo al lavoro facciamo quelli che costruiscono la fiducia. Quali sono le pratiche della fiducia? Provate a chiederlo ai ragazzi. Quali sono le pratiche della fiducia? Quali sono le pratiche? Guardate che sto venendo a rubare a casa dei ladri, perché voi su questo avete una scuola incredibile. Le pratiche fanno... siete bravi con le pratiche educative. Il problema è dissotterrare questi tesori delle pratiche, no? Ragionare insieme: perché porto il fazzolettone, perché porto i pantaloni corti. Casa mia è venuto un ragazzo, si chiama Francesco, viene da Lignano, aveva due genitori sordomuti ed era un donaiolo terribile, 16 anni, però aveva un problema che non sapeva, adesso lascio stare il gioco di parole, non sapeva passare la scopa, per cui io terza settimana, una comunità per adolescenti, vi ho detto prima, passava la scopa così, con la scopa dietro. No, aspetta, e io ho detto: Francesco, ma dico, perché vai sempre con i piedi di piombo, perché se si incacchiano hai già perso il momento educativo. Quindi ho detto: ma Francesco, dico, ma perché passi la scopa così? Fatti gli affari tuoi. No? Dico, aspetta, facciamo tutti quanti, li vedo che passano scopa in un altro modo, e lo stesso mi fa. Allora dico: guarda che c'è una differenza, e come faccio a vedere la differenza? Insomma, ci siamo messi, ho perso quasi un'ora a motivare, no? Perché doveva fare con la scopa con il movimento della leva, no? Tu dirai: beh, ovvio, io al primo campo scuola in 10 minuti ho risolto questo problema. Il problema è che la pratica della scopa è una cosa raffinatissima. Sapresti spiegare perché si passa la scopa così e non così? Tu? Chiedo. Sì? Come fai a spiegarglielo? Fa più pressione e si pulisce meglio il pavimento che non trascinando. Primo. Poi c'è qualche altra buona ragione? Poi vedi le immondizie davanti, dietro non le vedi. Vedi le immondizie davanti a te, dietro non vedi. Terzo? Puoi guidare. Puoi guidare, puoi portare. Per esempio, dietro, e io ho provato, con dietro c'è una difficoltà di guida. Nel senso che è più difficile, perché o te la metti e guadagni. Quarto, c'è ancora una cosa grossa. Quarto. Se è pulito passano più ragazze. No, sì. Questo è l'effetto. Ma devo spiegargli che c'è un modo per ottenerlo, la causa è... Quindi quarto, un contributo anche da voi che state nell'associazione migliore, Che lavori sul pulito, Non te lo tiri sui piedi? No. Puoi passare negli angoli del professore, vado piano perché vado veloce, se no stiamo 4 ore. Cioè puoi passare negli angoli, per esempio. Allora, tutte queste cose fanno della pratica qualcosa di ricco, mi capite? Più ricco. Perché portate il fazzolettone? Perché ci sono i campi scuola? Perché c'è tutto quello che ha detto Cristiana?
la comunità è una cosa di pratiche e ne avete tantissime. La mia paura è che, una certa certezza, scusa, ci avevo pensato anche prima che prima o poi andava, no? È che la comunità che è fatta di pratiche diventi un luogo dove l'antropologia, la pedagogia, l'etica, cioè per esempio tu dicevi è meglio vivere in un ambiente pulito, etica. Chi lavora tra di voi, tra i ragazzi per esempio difficili, sa che questo non va da sé, non va da sé. L'antropologia è la persona che voglio essere, l'etica vuol dire le buone cose che si fanno per essere la persona buona che voglio essere, e la pedagogia è come faccio a insegnare quelle buone cose, evitare le cattive, per essere la buona persona che voglio essere. Ape. Questo a mio parere è un tratto altrettanto fondamentale, dove chi ne sa di più, comunità di pratiche, il modello Wenger, se avete presente, dice chi ne sa di più si pone in un atteggiamento di trasmissione ragionevole, affettiva, ecco, di questo patrimonio che uno fa ereditare bene, diremmo noi, non troppo rigidamente, ma appunto perché oggi siamo in un contesto di forte crisi, vuol dire, che è una parola bellissima, crisi vuol dire semplicemente questo in greco, vuol dire che tutto quello che è stato fatto finora in qualche modo davanti alla soluzione nuova, crisi vuol dire che c'è parte un bivio, i greci dicevano crisi, cioè devo decidere come andare avanti. Cioè vuol dire, non è che tutta la strada che ho fatto è una scemenza, se sono arrivato fin qua, ma si tratta di capire come vado avanti. Pratiche che vengono in qualche modo riprese nel loro senso, no? La comunità capi che riprende un andamento di meditazione delle pratiche, di meditazione del senso delle cose che si fanno, che si propongono, perché questo mette vicino le persone, perché oggi i significati di vita sono troppo diversi, c'è una polverizzazione degli stili di vita, arriva di tutto in oratorio e non serve scomodare l'intercultura, ma anche quella, cioè abbiamo anche a che fare con ragazzi che provengono da contesti più diversi, con mentalità, modi di ragionare, e quindi la meditazione di quello che si fa. Come mai ha senso un campo scuola? Abbiamo mai perso lo sbilanciamento, diceva sempre Don Fabrizio, no? Tra l'aspetto organizzativo nelle comunità capi, quanto si fa filosofia, cioè si meditano il senso delle cose. Guardate che filosofia non è una parola brutta, però è importante, lo si fa anche per insegnare uno a passare la scopa a filosofia. Chi di noi, secondo me, ecco questa è la frase forte, non fa un po' il filosofo, oggi è meglio che lasci perdere di fare l'educatore, perché è troppo alto il compito, troppo difficile, si diventa rigidi per forza. La filosofia in fondo è un modo con il quale io riprendo pazientemente il filo della mia vita, nelle cose che faccio, nelle cose che penso. La filosofia mi permette, diceva Benedetto XVI, il logos, no? Sapete cos'è il logos? Cosa bellissima. Logos è il pensiero, ma logos è anche la parola, cosa che le donne tante... no, scherzo, no, pensiero e parola, no, è perché le voglio bene, no, pensiero e parola, e logos è anche legein, è anche legame, come se ci dicessimo che le nostre anime si legano nel dialogo ragionevole, ragionato, o non si legano. Quindi la meditazione dentro le comunità, per esempio, quanto vi affidate a momenti formativi profondi, pazienti, quanto c'è la pazienza di ascoltare le astruserie dell'altro. Ma io non ho, ma questa cosa qua non me ne frega niente. Quanto siamo pazienti nei confronti delle astruserie che vengono da chi non la pensa come noi, per costruire pazientemente un senso condiviso.
APE, antropologia, pedagogia, le grosse questioni etiche, come si insegna ai ragazzi a decidere della loro vita. No? L'etica è una disciplina nobilissima, no? Licenzio 10 dipendenti mio papà si trova a decidere licenzio 10 dipendenti e salvo la ditta, o tiro fino a che posso perché oggi lo Stato, il mercato mi soffoca. Dilemma etico, c'è gente che si spara per questo, no? Qua intorno. Com'è che educhiamo? Capite che le sfide non sono più piccole, sono grandi. Hanno a che fare con l'ultima frase di Cristiano che diceva il senso della nostra vita. Riprendere per esempio l'ultimo punto, e poi ho promesso che metto in fila le cose, no? Perché mi è stato detto che devo darvi degli strumenti. Allora adesso ho fatto confusione, poi ne metto 4 in fila, perché le cose che ho detto sono rigorosissime. Riprendere il dialogo vocazionale con i ragazzi. Oggi si parla di vocazione non più soltanto in termini religiosi, ne parla Massimo Recalcati, e ieri in una formazione aziendale, bellissimo, il formatore ha riusato questo termine per chiamare così, no, la professione. Rimettere le persone a contatto con una cosa che ha a che fare con qualcosa di vocazionale. Cioè, nella lingua tedesca questo è attestato, cioè si fa coincidere il lavoro con l'aspetto vocazionale. Meciama, si dicevano i vecchi nostri, no? Il lavoro meciama. Cosa voleva dire? Mi chiama, cioè sono fatto per. Cosa vuol dire? Le le capacità, l'aspetto vocazionale. Ve lo dico in un modo e poi mi dite se guardiamo così i ragazzi, i giovani capi. Allora c'è una storia molto antica che si chiama l'Antigone, l'avete letta tutti, adesso ve la ridico però. L'Antigone è stata scritta da un poeta che si chiama Sofocle, che voi tutti conoscete, no? Accanto a Eminem, eccetera. C'è anche Sofocle, è un rapper greco, e ha fatto delle rime straordinarie, no? Cioè, guardate che c'è una differenza. Io ogni mattina faccio 25 minuti insieme con Alex che mi spara l'inverosimile, tutto il rapper di underground, mostro, non so se avete mai sentito queste robe, bellissimo. Allora, donna, ascolta questa, la vita è una merda, tutto così. 25 minuti arrivi. Sofocle racconta però di una cosa bellissima, che è questa, e poi mi dite se accompagniamo i ragazzi quando pensiamo ai nostri progetti educativi. Ho parlato del legame tra il progetto educativo della comunità e il cammino di ognuno. Ho finito, ascolta questa e poi andiamo a mangiare. Antigone ha un problema, il problema è questo, che appartiene ad una storia tremenda. Pensa, suo papà Edipo ha ucciso il padre Laio senza saperlo. No? Ha fatto un patricidio, no? Tra l'altro una lite, ha litigato per una sciocchezza, chi passa prima su una strada, e ha ucciso il padre, non lo sapeva. Poi è arrivato in una città e ha fatto una grande cosa, ha liberato la sua città da un tormento, la Sfinge, no? E la città contenta l'ha fatto re, e lui è andato a letto con sua mamma, che è rimasta vedova nel frattempo, Giocasta, è andato a letto con la... e ha dei figli, no? Eteocle, Polinice e anche Antigone. Poi succede una cosa tremenda, che, no? L'indovino viene a casa sua e dice: guarda che tra poco parte la peste, e la peste parte, perché c'è qualcuno tra di noi che ha ucciso il re. Il re? Chi è stato? E Edipo dice: io giuro che troverò il colpevole, e parte alla ricerca di quello che è la cosa più brutta che poteva succedergli: scoprire di aver ucciso il papà, aver giaciuto con la mamma, avere praticamente i propri figli come fratelli. Decide di sfogare la sua rabbia contro il suo destino e comincia un pellegrinaggio che noi chiameremo maledetto,
perché va verso un bosco e si va a far ammazzare da delle dee, perché varcando la porta sacra del bosco le dee che lo abitano pacificamente si arrabbiano molto, come spesso fanno gli dei, quando gli pesti i piedi si arrabbiano, mica come Gesù, gli dei si arrabbiano quando pesti i piedi. E viene sbranato, lui cieco, grondante, finalmente ha visto l'orrore della sua vita, si è cavato gli occhi e viene ammazzato da queste erini. Antigone, che vede questa cosa, torna a casa, neanche il tempo di tornare capita l'ennesima cosa. I fratelli hanno deciso di combattere l'uno contro l'altro, perché Polinice vuole conquistare la città perché sente che non è stato giusto che sia diventato re o che speri di diventarlo il proprio fratello, il proprio zio. Scopre una grande guerra e entrambi si uccidono reciprocamente. Cos'è Dylan Dog? A questo punto parte Antigone che va e dice: porca miseria, io appartengo proprio a una famiglia molto sfortunata. Lo zio arriva e dice: per chi ha difeso la città, bene. E Teocle, che si è battuto per la difesa della città, viene sepolto. Polinice è ingiusto che sia sepolto, verrà mangiato dai cani e dagli avvoltoi. Antigone dice: porca miseria, già la mia famiglia ha una storia inguardabile. Io sento dentro che devo andare a dare sepoltura. Sì, no, dalla sepoltura viene murata viva dallo zio. Il popolo intero dice: ma porca miseria, lasciala vivere, ha fatto un gesto nobile. Lo zio si pente, ma lei si è già impiccata. Il figlio dello zio, Emone, che era innamorato di Antigone, arriva presso questa grotta dove è stata murata, la vede impiccata, si uccide. La madre, aspetta, perché 2 battute abbiamo finito. La madre, venendo a sapere che il figlio è morto, cosa fa? Vedete che come Sofocle, poi come i rapper, piano piano ci vengono anche a noi le rime. Si uccide e lo zio, alla fine della scena, chiede: ma perché così tanto dolore nella vita di questa persona? Perché? Allora, vedere la storia dei nostri ragazzi, innanzitutto, prima, pensando che ci va una meditazione forte, attenzione bene, se vogliamo stare all'altezza dei tempi, bisogna che riprendiamo in mano seriamente il dialogo educativo con i ragazzi, ma non per fargli fare le prove, avendo già in mente che cosa succederà più o meno, perché la preoccupazione è organizzativa o no, ma attenzione bene a quello che sto per dire, è vocazionale. Antigone sfida le leggi dello Stato, sfida le leggi della famiglia, perché dice sta cercando di rintracciare una fedeltà a qualcosa a cui deve rispondere lei. Noi aiutiamo i ragazzi a rispondere a quello per cui vale la pena vivere o morire? Domanda. Quando fate gli educatori, vi chiedete se ci chiediamo, che vale anche per me, se noi siamo talmente carichi di quella speranza che evidentemente Cristiana ci ha detto una cosa bellissima, no? La speranza, intanto il sogno è importante che resti irrealizzato, siete d'accordo? Abbiamo cominciato con questo bel filmato, tu hai detto un sogno che vuole essere realizzato e io dico bisogna che il sogno resti irrealizzabile, perché il nostro cuore è fatto di desiderio. La speranza, sapreste dire che cos'è ciò che tiene in piedi una persona, ciò per cui vale la pena vivere e morire? Accompagnare i ragazzi davanti a questo interrogativo. Perché metti il fazzolettone? Perché metti i pantaloncini? Perché fai un campo scuola? Noi mettiamo davanti i ragazzi alla domanda: perché vale la pena morire per questa cosa?
Perché questo è fondamentale, radicale. Trovare le ragioni per cui tutto me stesso, dare tutto me stesso, spendermi dentro quel sogno, che evidentemente non è lo scautismo, ma ciò che lo scautismo può simbolicamente offrirmi. Credo che in questo modo ricucio anche l'aspetto del legame comunitario, perché se un ragazzo sente che il tuo interesse per lui arriva fino a questo punto, credo che è difficile che non emerga un legame fiduciale profondo. Siete d'accordo? Provate a pensarci. Ecco, allora 4 strumenti operativi, Mauro. Primo, propongo alla meditazione che le vostre comunità diventino 1. Luoghi dove si prende sul serio, cioè vuol dire una meditazione profonda. Sarebbe meglio anche attrezzarsi con dei buoni maestri di pensiero, gente che ci aiuta a fare ragionamenti profondi, non banali. Una comunità che prende sul serio la sfida antropologica, etica e pedagogica. Cosa vuol dire? Che problemi antropologici abbiamo? Grossi, etici, le sfide di oggi, pedagogici, come aiuto, che pratiche metto in piedi. 2. Diventare una comunità di pratiche e di apprendimento solidale, cooperativo, metteteci la parola che vi piace di più, fraterno. Comunità di pratiche, no? Vuol dire, Wenger usa questa immagine, no? Wenger va in un luogo che è più impensato, non va in comunità Capi Scout qua del Ven, no, va in Canada presso un'agenzia di assicurazioni per questioni di tipo sanitario nel call center. Tu hai mai pensato che un call center potrebbe diventare una comunità? Lui ha scoperto questa cosa qua. Nel call center, oggi, magari qualcuno di voi all'università l'ha fatto, c'è un grosso turnover, un grosso stress, soprattutto se sei messo davanti a delle cose enormi, più grandi di te in 5 secondi. Hanno scoperto questo. Primo, che chi fa il call center, pronto? Buongiorno. Io ho fatto l'assicurazione per la mia salute, faccio la governante in una casa, sono scivolata su una saponetta, mi sono spaccata una gamba. Quant'è che mi fa l'assicurazione? Ma dipende come... E quindi la signorina ha un protocollo qui davanti, un protocollo come quelli scarto, no? Con tutto scritto, no? Si mette tutto, e dice, lei ha diritto al 20% della... E dice, sì, ma mio marito per esempio ha perso il lavoro, come faccio? La signora chiudeva il fare, diceva ok, va bene, poi andava al bar col collega e spesso veniva fuori e diceva, ma che cacchio gli dici tu a sta gente qua? Perché quello che incontro è più che tecnico, è etico. E allora insieme andavano dal coordinatore, il quale spesso gli diceva, ma lascia stare. Allora il bar diventava il luogo dove quello con una certa esperienza di quelle cose, fa il vecchio lupo, trasferiva una conoscenza che non è soltanto quella di rispondere al telefono secondo la procedura, ma ha a che fare con una certa sapienza di vivere. E poi si scambiavano, sempre Wenger, no? Si scambiavano i panettoni. Ma come? Non è un ambiente di lavoro. La comunità di pratiche no? Fa sì che le persone leghino ad un livello profondo, trasferiscono un senso delle cose. Terzo, una metodologia nuova nel nostro modo di fare. La chiamerei la metodologia dell'arricchimento argomentativo. Vuol dire che anche in comunità capi, quando uno ha un'idea diversa da un altro, arricchisce il proprio argomento. Vuol dire che bisogna darsi del tempo di studio, di ricerca, la pazienza di ragionare insieme. No? Parliamo di autenticità. Cosa intendi tu per autenticità? Io ti chiamo, bisogna essere persone autentiche. Tu cosa capisci? Barbe,
Tu cosa capisci? Stai addormentandoti? No, no. Una persona autentica, magari abbiamo 3-4 idee, tutte diverse. Arricchimento argomentativo, mi do del tempo per ragionare insieme con te senza imporre necessariamente la mia linea. Anzi, educandoci, dicendolo esplicitamente che il pensiero dell'altro è molto diverso, è l'occasione per scendere più in profondità nei ragionamenti. Ultimo, un modo di vedere le cose che rispetta quella che chiamerei la complessità. Guarda che viviamo in un mondo che prende sotto gamba sta roba qua, tendiamo a ridurre le cose. Si parla anche nelle università che frequentate, si parla di riduzionismo. Cos'è? Ma più o meno sta roba qua. Più vado avanti, no? Più la realtà è complessa, se siamo io e te, siamo una coppia, il modo di accostare questa realtà deve avere a che fare con una coppia. Ma se già siamo in 5, in 6, le dinamiche, i modi di fare, i ruoli diventano diversi. Non semplificare, ma si fa così perché va così, no? La complessità. Se tu prendi una statua di marmo, prendi il Mosè per esempio, o il David, lo conoscete il David? È marmo. Chi di voi dice è soltanto marmo, gli sfugge che c'è qualcosa di complesso. Perché? Perché il marmo, quando ci interviene un artista, non è più soltanto marmo, diventa una statua. Allora la complessità è qualcosa con la quale noi dobbiamo fare i conti. Complessità non vuol dire il mondo è difficile, vuol dire che la realtà, più la rendo grande, più diventa maneggiabile in un certo modo. Voi siete 300, è diverso fare questo intervento a 300 persone e farlo a 3. Questo bisogna diventare bravi a rispettare sta roba. Ecco, queste 4 cose, perché mi hai chiesto come fanno a diventare significativi nel mondo che frequentano. Io credo che ciascuno di noi è già, come dire, all'opera dentro questa cosa qua. Comunque se ci saranno delle domande eventualmente su questo, altrimenti prossima volta. Diamo per l'appunto spazio alle domande. Non sentiamo che voce. Hai detto che il sogno deve essere irrealizzabile. Non è più positivo dire saper continuare a sognare, con il rischio sennò di diventare frustrati perché vedi che qualcosa che non raggiungi mai e potresti anche stuparti e dire è fuori dalla mia portata. Sì, è sinonimo di speranza. Speranza è esattamente questo. La speranza è quella roba strana, quell'uffo che sebbene non sia mai a portata di mano, non mi fa frustrato. Allora, chi di voi è sposato, no? Il dire vivo bene il matrimonio, come fa? È una speranza, cioè nel senso è qualcosa che alimenta. Sto parlando aspetta. Vabbè, la vita, facciamo un altro esempio. La speranza è quella roba strana che dà alimento al mio impegno quotidiano. Non mi frustra, cioè io non posso dire vivo la vita matrimoniale, sono a posto, l'ho realizzata, eppure qualunque coppia che vive bene il matrimonio sente che quello che sto dicendo è vero. Anche noi viviamo, dice la liturgia, nell'attesa della beata speranza, che qualche marxista ha detto, sì, campa, che quando arrivi in paradiso poi il Signore ti dà tutto quel che non ti vuoi durante la vita. Ma non è questa la speranza, questo è frustrante. La frustrazione, chiedete ai ragazzi che cosa sentono come speranza e che cosa sentono come frustrazione. La speranza è esattamente, infatti, avere un lavoro stabile non è una speranza.
non è sufficiente alla vita umana, alla vita degli uomini, non sto parlando dei cristiani, la vita dei cristiani, non è sufficiente la speranza di un lavoro, perché è poco, perché una volta che l'hai ottenuto, che cos'è che ti tiene in piedi nel lavoro stabile? Quella è una speranza. Allora mi va bene anche la formula al positivo, ma la speranza è già positiva. Bisogna capire dov'è, cos'è sta cosa, per cosa è morta quella persona, no? Gesù per cosa è morto? Per chi è morto? Qual è la sua speranza? Per cos'è che ha dato fino all'ultimo respiro? C'è morto dentro, diremmo noi. Ma come molti genitori ci muoiono dentro, con che speranza? Qual è la speranza? Quella roba lì mi tiene in piedi fino all'ultimo respiro. E questa cosa qua ai ragazzi, guardate che ai ragazzi, sto vedendo questo, non mi pare che sia importante, essenziale, perché i ragazzi su questo sono, come tutti noi, sono molto seri. Perché appunto una volta che fai questa precisazione, la gente immediatamente si mette a guardare. Se io ti dicessi qual è la speranza che ti tiene in piedi, perché l'educatore, io ho cercato di dirla così agli educatori in questa settimana nella mia comunità, no? Che stiamo trattando proprio il tema della speranza, e dico quali sono le speranze che ti tengono in piedi, perché l'educatore, per me, propongo, è un suscitatore di speranza. Per meno di questo, secondo me, lasciamo perdere tutto, perché la speranza è la domanda di vita o di morte di una persona. Cosa ne pensate voi? Provate, cioè, io più vado avanti, più penso di identificare la mia, ed è una questione pratica. La speranza è pratica, perché più ci vado dentro, più mi viene voglia di andarci dentro. Questa è fatta così. Guardate che c'è un marxista che si chiama Ernst Bloch, che scrive un testo illeggibile, non leggetelo, date sulla fiducia, però se lo leggete fate bene, che scrive Principio Speranza, dice la speranza è quella cosa, e parla da ateo, è quella speranza, rilegge in chiave non utopica, no? L'utopia frustra, che non arriva mai, non c'è in nessun luogo, mentre la speranza c'è sempre e nella forma del ce n'è ancora, mi capite? Ciellini direbbero già e non ancora, che usano un'espressione bella, felice, Yakabuk, no? C'è scritto già e non ancora, avete mai visto? No? Nella... Non capito? No, può anche dire sorridono e cantano nelle difficoltà, per uno dei punti della legge. E quando uno dice sorrido in mezzo alle difficoltà, la gente oggi ti potrebbe chiedere: e che ti ridi? Cioè, il che per noi, quando vi arrivano questo, oppure quando i ragazzi dicono: ma che cazzo vuoi? Quella roba lì non è da buttare via, quella lì è la domanda etica, Chi di voi fa l'insegnante a scuola e i ragazzi dicono: ma che cazzo c'entra Dante con me? Quella lì è la domanda sacra, espressa male, lo dico apposta le parole, perché le dicono così, ma non è da buttare via, perché quella è la domanda sulla speranza. Perché mi offri questo e non mi schilla? Questo è il problema. Guardate che questa cosa qua è importante. È importante questa cosa qua, perché il dire perché mi offri Dante offre a te uno sponda fondamentale per dire che tipo di esperienza gli stai indicando. Quando un ragazzo ti dice che ti ridi, perché ridi davanti alle difficoltà? Non vedi che vengo da ieri mattina, è morto un bambino di 4 anni a casa mia, no, dove la nonna fa il volontariato, la prima volta che celebro un funerale di una bara bianca, ne avevo sempre sentito parlare, è stato per me difficilissimo, non vedevo l'ora di andare via. E quando la signora alla sera mi ha scritto: Vincenzo, ti ho visto, grazie, eccetera, messaggi che immaginate, io ho pensato a che tipo di comunione aveva realizzato quel momento, ok? Ma non possiamo arrivare a dei passi così senza cogliere che tipo di avanzamento provoca in me questa cosa qua, mi capite quello che voglio dire? Cioè sono domande troppo importanti educativamente, sono domande che noi dobbiamo imparare a non buttare via, a non soffrirle semplicemente per indignazione o per malosità,
I ragazzi esprimono col linguaggio che gli arriva dal mondo, e siccome il mondo è volgare, i ragazzi lo esprimono così. Ma non sono volgari le domande, sono forti, spingono a quella cosa là. Dimmi, per cosa stai morendo? Perché che stiamo morendo è pacifico, giusto? Puoi metterla in positivo se vuoi. Ma che stiamo, cioè sulla morte come è fatto? Nessuno di voi ci può mettere il becco, perché se nasciamo sappiamo certamente che la morte è un fatto. E il problema è il morire come azione, cioè come decido di morire. Per cosa mi do? Questo è il punto. Quindi la speranza verso la quale, costi quel che costi, vado fino in fondo. Ce l'abbiamo questa risposta? E questa è la risposta umana, profondamente umana. È una forma del desiderio. Il desiderio, se lo accontenti, come ci dice oggi, guarda, togli il gadget e accontentati. Noi siamo nella società del godimento, cioè del non perdere le opportunità. Ma guardate che noi siamo esseri desideranti. Il godimento è la morte della nostra vita. Quando hai la pancia piena ti siedi sul divano e aspetti le 5 del pomeriggio. È alzarsi con l'appetito che ti fa camminare. È la buona caccia. Mi faceva riflettere molto questa cosa. Quando dite buona caccia, porca miseria, educativamente questa è una cosa da scavare. Ape, antropologicamente, buona caccia è un invito a desiderare, perché domani ce n'è ancora di selvaggina, giusto? Però se io se non trovo il modo con il quale alimento il desiderio, per esempio, avete mai insegnato ai ragazzi il dramma della preghiera? Cioè, se io vi dicessi che la preghiera è un luogo di inquietudine, cioè di movimento del desiderio, e non invece dove vado a stare bene con Gesù, perché noi gli diciamo queste cose ai ragazzi e dopo 3 volte, no, oppure il prete che dice di 3 Ave Marie alla fine della confessione, no? Il luogo della preghiera è un luogo di inquietudine, vado a star male con Gesù. Per cosa sta male Gesù? Provate a far così con i ragazzi e vedete cosa succede. Perché la preghiera è una pratica del desiderio. Non è una pratica del benessere, come dice Jung o altri. Non è una pratica del benessere, dove vado a incontrare Dio che sto bene. Ah, che bello il campo scuola dove sto bene. Quello è il tavolo, va benissimo. Il problema è che Gesù tante volte sta male nella preghiera. La pratica del desiderio. Domanda, che cosa sta sperando Gesù? Cosa sta sperando? Adesso prendo lui per dire, ma perché siamo in casa, ecco. Erano tutte terra-terra, Le pratiche. L'esempio è una pratica. Vuol dire che la pratica nel mio gergo è una cosa che si fa, no? Una cosa che si fa insieme. L'esempio è il mio valore messo in pratica, no? Che vuol dire che non esiste un altro modo per stare insieme. Se io dico per esempio io credo nella solidarietà, l'esempio è sta roba qua. Vieni a bere. Bicchiere d'acqua è una cosa pratica, l'esempio. Mostra cosa io intendo. Pratica vuol dire la narrazione, per esempio. L'esempio puoi dire anche in ciò che racconti. Voi avete visto il mio esempio oggi in come ho parlato, cosa ho detto, una cosa pratica. Ecco, e la pratica fa anche il nostro modo di stare insieme. Ti direbbe Gesù, bicchiere d'acqua fa paradiso, senza bicchiere d'acqua si va anche all'inferno.
Vi ricordate quella parte? Cioè, non è il paradiso, dire paradiso è così. Dire che il paradiso è un bicchiere d'acqua, uno che ha sete, quello lì vuol dire una cosa pratica, si fa, ti lega in un certo modo. Stare insieme così come io e te adesso, possiamo comunicare perché hai finito l'attenzione così, è un modo di stare insieme, una pratica. Quindi l'esempio è all'interno del discorso delle pratiche. Nel mio schema potrebbe essere così. Avete mai ragionato, Appe, su che cosa vuol dire il buon esempio? Perché bisogna darlo? Avete mai riflettuto? E un quarantenne, un cinquantenne del vostro gruppo, come parla del buon esempio e come ne parla uno di 15 anni o di 20 anni o un giovane capo? Vi siete accorti che c'è della differenza o no? Che non vi capite perché già quella parola lì è da mettere insieme. Perché buon esempio per un ex sessantottino o per chi è vissuto in quell'epoca là è diverso da un post anni 80, perché nel frattempo qualcosa è accaduto e si chiama soggettivismo. È difficile dirlo in 40 minuti sta roba, ma è qualcosa che è accaduto, capito? Scusa, come ci si prepara a rispettare la complessità, che è la cosa da capogruppo più difficile da pensare in una comunità cattolica? Perché più le cose, e questo qua per esempio è una domanda molto molto impegnativa, quindi per le prossime 3 ore sì, quando fai sta battuta è sicuro, perché puoi dire poi in 20 secondi tutti contenti. Allora, la complessità è un punto, smette di tossire se non vivo troppo, la complessità è un punto importante, perché c'è un modo di avvicinare, no? Un modo di avvicinare le cose che in noi si chiama rapacità, che vorrebbe sempre semplificare l'altro. Trovate sta cosa? Dai, Vincenzo, chiudi, dai che andiamo a mangiare. Cioè, quello che ha detto in 40 minuti vedrete al bar, no? Ci sarà qualcuno di voi che dice ma io potevo dirlo in 5 minuti e ce la cavavamo, no? Questa è una spinta a ridurre la realtà. Che cos'è? Pensate chi tra di voi sta studiando per esempio le neuroscienze, che cos'è l'uomo? Non è altro che la chimica del suo cervello. Rispettare la complessità, diceva Ricoeur, e dire no, c'è il cervello che opera all'interno di un corpo, che opera all'interno di un mondo e i pensieri sono collegati col mondo. Ridurre troppo, cioè prendere la scatola cranica, aprirla, tirare fuori il cervello, metterlo lì davanti, è già un'altra esperienza, si chiama anatomia. Adesso chi ha capito, chi non ha capito si fa una serie di serate ape, perché se non capiamo che semplificare le cose complesse ti mette da... Ecco, un altro esempio lo prendiamo: Newton e Galileo Newton e Goethe hanno litigato su questa cosa qua e hanno fatto un bel esempio. Hanno preso, avete presente la piramide della luce che fa la diffrazione? Allora, Newton diceva, vedi, abbiamo ottenuto gli elementi più semplici della luce, che sono i colori dell'iride. E Goethe gli diceva, vedi che sei imbecille, Newton. E Newton diceva, perché sono il più grande genio della fisica moderna? Come fai a dire così? Mi è anche caduta una mela in testa. No, gli diceva Goethe, sì, ma io dico che quando hai fatto la diffrazione della luce, cioè hai scomposto la luce nei 7 quarti, sei davanti ad un'altra esperienza che non è più la luce. La luce è un fenomeno nuovo, che non è la semplice somma dei colori, ma è una roba nuova. Quando entra uno, volete semplice, quando entra un nuovo capo in una comunità, la comunità è nuova. Nuova, sapete cosa vuol dire? Va via Giuda dal gruppo dei 12, non è sostituibile, è un'altra cosa. E prendere sul serio la novità di ognuno
ma questo ve ne accorgete tutti, perché quando vanno via due, arrivano due nuovi, ma come? Passare la tradizione è un casino. Certo, perché questo è un fenomeno complesso, non è semplificabile. Mi sono spiegato? Ecco, questi sono 2 o 3 esempi, però bisogna ragionarci. Quando faccio il tema della tradizione, questo è un punto importante. Come faccio a essere tradizionale nell'innovazione? Questo è un punto, la complessità è un modo di leggere le cose. Va imparato, bisogna ragionarci su. E con il fattore tempo, di cui non hai accennato nulla, come la mettiamo? In che senso? Sì, perché molte cose che tu hai detto, i consigli che hai dato, hanno a che fare con il tempo, perché molte cose si realizzano, non dico solo, ma se hai a disposizione del tempo discreto, soprattutto quando parliamo con giovani che hanno un sacco di cose da fare, perché hanno un sacco di progetti da portare a realizzarsi. Allora, il fattore tempo che tu dici è vero, però c'è un però, cioè nel senso che, vediamo se riesco a dire la cosa in una maniera elegante. Allora, se io, l'esempio è questo, o noi, anzi la risposta è questa, o noi riusciamo a trovare fuori le forme pratiche del ritrovarci che siano all'altezza di quello che incontriamo, oppure l'esperienza delle comunità si trasformerà sotto i nostri occhi e avremo un'altra cosa e punto. Cioè, se noi non facciamo lo sforzo di pensare le cose come vanno pensate, anche perdendo qualcuno in giro, le cose non si tengono insieme. Quindi vuol dire che ai ragazzi, per esempio, io dico, un incontro come questo, dico ai ragazzi, c'è l'incontro della domenica dove facciamo 4 ore di formazione e tutti ti dicono, ma io devo studiare, devo andare dalla nonna, devo andare fuori, ho altre cose da fare. Io dico, intanto bisogna cominciare con chi, una volta fatto il discernimento su quali sono le pratiche che ci tengono insieme, accetta che ci sia questo cammino, perché la comunità si costruisce così, mi pare. Se tu togli il così, è come quello che succede in neurobiologia. Tu togli un dito e ci metti la protesi, no? Quando il dito poi ne togli un altro e ci metti un altro, poi un altro, ti chiedi alla fine, ma questo è ancora un braccio umano? O, se volete metterlo in positivo, no? Quando è che è ancora un braccio umano? Cioè bisogna stare attenti che appunto questa sia una preoccupazione e non una scusa, il tempo, e dovete fare un discernimento su questo. Cioè chi fa educazione deve essere cosciente che sta facendo educazione, non un'altra cosa. Comunque i giovani su questo, a mio parere, capiscono molto bene, e se le cose sono fatte seriamente ci stanno, perché la domanda cuore è: ma vale la pena fare la comunità? La gente ti dice sì che vale la pena, e tenere, dammi la mano, quando io faccio il legame, vedete qua, il legame è una cosa bellissima, ma è anche difficile, siete d'accordo? Adesso vorrebbe dire, va bene l'esempio, però vi sto facendo, perché quando sei legato c'è anche il peso del legame. La fraternità non è soltanto una cosa così, quando sei legato con uno poi il legame è pesante, e sarebbe meglio non fare gli sconti, cioè dire per esempio guarda che essere educatore, poi la gente ci si appoggia sopra, fa così dopo, e quindi se non sei disposto c'è tante altre cose da fare. Ma volete andarvene anche voi? L'ha detto anche qualcun altro,
A un certo punto uno dice, beh sì, però poi ai ragazzi, ai lupetti, poi devo dare un capo, non devo dare uno che è lì che guarda se deve, quello che arrivano, no, c'è un ragazzo che parla e trovi l'educatore così, e no, bisogna dirgli, tesoro, guarda che ti sta parlando, tempo, tempo. Chiudiamo lo spazio di questi interventi e ringraziamo sia Don Vincenzo che Cristiana per queste loro